Siamo in Costa Rica, nel centro del paese, nella riserva di Talamanca, una foresta di montagna sopra i 1400 metri di altitudine. Qui troviamo una comunità di vegetali veramente molto diversa da quella che abbiamo trovato in pianura. Ciò che colpisce subito è come sono rivestiti, letteralmente rivestiti, i tronchi degli alberi. Sono pieni di altri organismi vegetali, così tanti che non si riconosce più la corteccia delle piante che ci stanno sotto. Le bromelie, come questo grande esemplare che sta crescendo su questo piccolo albero, sono un gruppo di piante che tipicamente centro e sudamericane, infatti si trovano solo qui, che cresce sui rami degli alberi, infatti si chiamano epifite. C'è qualche eccezione come l'ananas che cresce al suolo, ma quasi tutte le altre specie qua si trovano sui rami alti della foresta. Perché crescono sopra gli alberi? Per sfruttare la posizione privilegiata e non dover costruire un tronco alto e oneroso per raggiungere la luce. La bromelia però come fa a vivere se non ha le radici che arrivano al suolo? Dove trova i suoi nutrienti? In realtà la bromelia ha trovato uno stratagemma, una strategia. La sua forma a vaso riesce a intrappolare l'acqua della pioggia, intrappola anche le foglie della foresta che marciscono all'interno della bromelia. In poche parole, la bromelia forma il suolo all'interno di se stessa e le sue radici infatti crescono all'interno. Questa bromelia, se io riuscissi a capovolgerla, mi verserebbe addosso tutta l'acqua che ha all'interno. Forse ecco, vedete, se io muovo questa foglia, guardate quanta acqua scende. Quest'acqua è acqua piovana e rappresenta un vero e proprio ecosistema per molti organismi. All'interno sono stati trovati addirittura girini di rane che si sviluppano in questo piccolo ambiente acquatico, larve di insetto, in particolare larva di zanzara, larve di libellula e tanti altri microrganismi.